Il Napoli ha deciso di separarsi da Daniele Decibel Bellini, storica voce dello stadio Diego Armando Maradona, scelta che ha suscitato dure polemiche tra i tifosi. Anche Geolier, noto artista napoletano, ha reagito interrompendo la sua collaborazione con il club proprio in seguito all'allontanamento dello speaker. Bellini, noto per la sua energia e per aver accompagnato con la sua voce i successi del Napoli, ha commentato sui social: "Qualunque cosa succeda, sappiate che ho sempre dato tutto e ho sempre mostrato rispetto verso tutti. A volte, però, non basta dare il massimo." Le sue parole hanno provocato un'immediata reazione da parte dei tifosi, molti dei quali si sono detti contrariati per la decisione del club di concludere il rapporto con una figura così simbolica, la cui voce è riconosciuta in tutta Italia e ha contribuito a creare un'atmosfera unica allo stadio. Nel frattempo, la società ha annunciato una nuova collaborazione con la casa di produzione Golden Boys, incaricata della direzione artistica durante le giornate di campionato al Maradona. Si tratta di una realtà appartenente a Geolier, che conta oltre 4,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify ed è da sempre un grande tifoso del Napoli. Tuttavia, l'esclusione di Decibel Bellini dal progetto ha portato Geolier a fare marcia indietro e a ritirarsi dall'accordo recentemente raggiunto con la società. In seguito agli ultimi avvenimenti, Golden Boys interrompe la collaborazione con il Napoli per quanto riguarda la direzione artistica delle partite. Fin dall'inizio, la nostra volontà era quella di lavorare insieme a Daniele Bellini, ma il club ha scelto diversamente, ha spiegato il cantante tramite i suoi canali social. Personalmente, ha aggiunto Geolier, avevo chiesto alla società di reintegrare Bellini nel suo ruolo, ma la mia richiesta non è stata accolta. Per rispetto dell'amicizia che mi lega a Daniele, ho quindi deciso di non portare avanti la collaborazione. Se lui non potrà tornare allo stadio, sappia che le porte di casa mia, da figlio di Napoli, saranno sempre aperte. Questo non cambia il mio amore per la squadra, che resta intatto e indipendente dalle scelte societarie. Forza Napoli! La vicenda ha sollevato un ampio dibattito tra i sostenitori del Napoli, molti dei quali si sono riversati sui social per esprimere il proprio disappunto. Per anni, Daniele Bellini ha rappresentato un simbolo vivente dello stadio, capace di infiammare il pubblico con il suo entusiasmo e la sua voce inconfondibile. La sua esclusione viene vista da molti come un distacco ingiustificato dalla tradizione e dall'identità del club. In diversi ambienti vicini alla tifoseria organizzata, si teme che questa decisione possa allontanare ulteriormente i tifosi dalla dirigenza, già criticata in passato per alcune scelte poco condivise. L'addio a Bellini, infatti, non è stato comunicato con una spiegazione chiara, lasciando spazio a speculazioni e malumori. La mancanza di trasparenza ha alimentato il senso di frustrazione tra i fan più affezionati. Geolier, dal canto suo, ha ricevuto grande sostegno per la sua presa di posizione. Il gesto di rinunciare alla collaborazione con il club in solidarietà con Bellini è stato interpretato come un atto di lealtà e coerenza, che ha rafforzato ancora di più il legame tra l'artista e la comunità napoletana. In molti hanno lodato la sua scelta, definendola coraggiosa in un contesto in cui spesso prevalgono logiche commerciali. Nel frattempo, la società sembra voler proseguire con il nuovo progetto artistico, nonostante le critiche. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.